Sburocratizzazione, incentivi e norme per favorire il commercio. Nella sede di Confcommercio a Padova, l'assessore allo sviluppo economico veneto Massimo Bitonci rassicura su un percorso che si sta avviando velocemente anche attraverso la legge delega sul commercio, che dice in pochi mesi vedrà la luce. Tutte le associazioni stanno già inviando le loro risposte, chiamiamo i loro emendamenti, ecco. E già con gli uffici stiamo lavorando molto sul tema della digitalizzazione. Poi un altro tema fondamentale che è quello che l'utente non immetta più volte gli stessi dati. La legge quadro sul commercio sta andando avanti, l'assessore è determinato nel portare avanti alcune situazioni che erano un po' incancrenite, adesso stanno prendendo forma. Io ritengo che i temi che abbiamo toccato sono temi essenziali e fondamentali per il futuro del commercio, dei servizi e del turismo e dobbiamo soprattutto preservare il commercio, dare forza ai giovani perché aprono attività commerciali, perché senza i giovani non ci sarà più futuro del commercio. Tutte le associazioni di categoria fanno pressione anche sul fronte delle infrastrutture, sempre più urgente. Chiaro che anche su questo il presidente Stefani si è estremamente impegnato. C'è questo progetto relativo alla 308. La 308 è una strada che comunque collegherà la Pedemontana con il nuovo ospedale a Padova Est, che come è noto è stato fortemente voluto dal sottoscritto, ecco, tra parentesi. E poi sulla 47 si sta lavorando adesso con la provincia. C'è sempre in piedi questa proposta che abbiamo fatto ad ANAS per l'acquisizione della 47. Affronteremo con ANAS e con provincia nelle prossime settimane il tema sulla risoluzione di alcuni temi e alcuni punti critici della 47, alcune rotatorie troppo piccole, alcuni svincoli che ci sono e che non dovrebbero esserci, alcuni semafori anche là che in una strada così trafficata. E per quanto riguarda, sapete, l'SL10, comunque il progetto va avanti, l'ha detto anche il consigliere delegato per le infrastrutture Elisa De Berti. Infine l'autonomia. La settimana sarà importante con l'incontro mercoledì tra Regioni e Ministro Calderoli per l'approvazione della prima intesa a cui parteciperà per il Veneto il presidente Stefani. Un passaggio storico anticipato Stefani che ci permetterà di ottenere competenze su 4 materie: protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa e soprattutto tutela della salute, ovvero sanità. Si inizia un percorso, iniziando il percorso dopo sarà molto più semplice poi introdurre altre competenze magari che hanno maggior valore aggiunto. È chiaro che la Regione Veneto come Regione del Nord puntano ad avere anche una quota di compartecipazione, perché il passaggio vero del federalismo, al di là delle materie, è se tu puoi avere almeno una percentuale anche piccola di compartecipazione sulle imposte statali. Quella importante ovviamente è quella sull'IRES e sull'IRPEF soprattutto. Quindi anche una piccola compartecipazione darebbe il senso di alcune risorse che rimangono nel territorio.